C'entro anch'io. Di nuovo al centro, anch'io, speciale vini bresciani, ben trovati a tutti. Guardate qui che vi porto, sorpresona nella puntata di oggi. Non c'è Lazzari, c'è Davide Lazzari, sempre lui. Vabbè, ma quando uno è bravo ed esperto. Allora, nella puntata di oggi, caro Davide, parliamo del Montenetto IGT. Però scusami, abbiamo parlato del Capriano del Colle qualche puntata fa, non è la stessa cosa. Sono due denominazioni diverse che insistono sullo stesso territorio. Il Montenetto di Brescia IGT. Il Montenetto di Brescia IGT e quell'altro invece il Capriano del Colle. DOC. Denominazione di origine controllata. Da queste parti si fa. Indicazione geografica tipica. Ci sono due denominazioni diverse sulla stessa collina. Visto che parliamo di Montenetto, qual è la composizione dei suoli? Guarda, lo faccio, aspetta, prendo un pochetto qua. Che devo dire? Erbetta, fiorellini, che è terra. Devi scavare. Vabbè. E senza scavare, quindi Sì. guardiamo verso l'alto. Qual è l'altitudine massima del Montenetto? Questa l'hai già fatta sta domandina. Già non mi hai risposto. Adesso recupero un metro e faccio, intanto aiutatemi voi. Qui in piazza Paolo VI, con alle spalle il nostro bel Duomo Vecchio o Rotonda, con Carolina e Isabella, amiche, vero? Assolutamente sì. Giovanissime, avete almeno 18 anni, siete maggiorenni? Purtroppo sì. Possiamo sapere L'abbiamo raggiunta. di che vi occupate e cosa fate? Io sono centralinista receptionist. Io sono commerciale, Molto bene, ecco, di soddisfazione, sono lavori abbastanza impegnativi, però. assolutamente sì. Cioè, nel tempo libero voi avete interessi, hobby? Il vino? Il vino, guarda. Hobby. Vino. Oggi parliamo del Montenetto di Brescia IGT. Da cosa è composto prevalentemente il suolo della collina del Montenetto? Arenaria, argilla rossa o calcare? Argil. Sei d'accordo? Confermi? Di nuovo. Arenaria, argilla rossa o calcare? Lei ha detto argilla. Calcarea rossa. Calcare rossa, manco c'è. Argilla rossa, argilla. Fidati dell'amica che dice bene lei. No, va bene, ha ragione lei, ha ragione. Argilla rossa, qual è l'altitudine massima del Montenetto? Sì, li apprezzi i vini, ho già capito. Qual è l'altitudine massima del Montenetto? 133 metri, 410 metri, 225 metri, 200 metri un po'. Starei sul più basso, il primo. Sul bassino 133. Sì, sono d'accordo. Io sono d'accordo con te ormai. Dalle ragione che vai bene. Esatto, brave, simpatiche, buon pomeriggio. Carolina e Isabella simpaticissime e francamente potevate anche evitare di dirci che consumate vino perché insomma era abbastanza... Prima di andare in onda è meglio non berlo. Vabbè, no, dai, simpaticissime, grandissime. Simpatiche, brave. Conoscevano il Montenetto. Lo vedi? A parte la calcarea rossa che io non ho mai sentito, però l'argilla rossa è il suolo del Montenetto e hanno beccato anche l'altitudine massima, 133 metri sul livello del mare, pur chiamandosi monte in realtà trattasi di bassa collina. Bassa collina. Però appoggiato in mezzo alla pianura, gli abitanti della pianura circostante hanno sempre dovuto alzare un pochino lo sguardo per guardarlo e quindi è il monte, nonostante sia così basso. Senti Davide, ma l'argilla rossa in qualche modo influisce poi sulla qualità del vino e sulla produzione, I suoli sono fondamentali marcatori del gusto dei vini. In tutta la provincia di Brescia abbiamo tantissimi suoli diversi, quello del Montenetto è un'argilla rossa che sui vini rossi magari dà spinte un pochino più sul frutto maturo. Frutto rosso maturo, diciamo, spinge in questa direzione come caratterizzazione del vino. Però esplorandoceli a casa, mettendoci un po' la testa sui vini, possiamo scoprirle anche da soli queste cose. Non vi serve Davide Lazzari a dirvi queste cose. Vabbè, viene anche a domicilio, se lo volete. Chiamate Carlo e andiamo assieme a fare pulizie, sistema, intanto laviamo, stiriamo, facciamo quello che c'è da fare e abbiniamo anche questo vino magari un piatto tipico con nostro. I rossi del Montenetto IGT, un bel salmì di lepre, dei tagliolini al salmì di lepre, sono perfetti per le nostre festività natalizie. Ma queste festività le fai durare fino a Pasqua perché ogni giorno c'è roba. Natale, Santo Stefano. Va bene, li preparerà mamma, vero, anche i tagliolini, posso immaginare. Grazie, alla prossima, ciao! C'entro anch'io.